Siamo alla seconda gara di questa stagione 2007, le gare sono state come di consueto belle, tese e appassionanti. Andiamo ovviamente subito con le premiazioni, andiamo alla All-In Cup che è stata l'ultima partenza di quest'oggi e chiamiamo la collaborazione di un nostro partnership tecnico molto importante, ovvero sia Roberto Aloi del gruppo Andrani Group e della All-In Suspension. Grazie. Partiamo dal quinto classificato di questa gara, ovvero sia la All-In Cup, quinto quest'oggi Andrea Boccheri. Ricevi direttamente da Roberto Aloi della All-In il riconoscimento. Quarto classificato qui a Monza, Riccardo Pollastri. Ciao Riccardo. Terzo classificato, quindi arriviamo dalle posizioni di vertice, Fabrizio Cocchi. Sale pure, vale, quindi abbiamo la possibilità anche poi ai fotografi di fare loro lavoro. Secondo classificato nella gara qui a Monza, Fabio Grilli. Ricevi dunque il giusto riconoscimento da parte di Roberto Aloi. Per quanto riguarda il primo classificato della All-In Cup R6 da Monza, Marcello Songa. Il giro veloce, ovviamente sempre Roberto Aloi che premia, va a Fabrizio Cocchi, che ha fatto 1,59 e 979 in gara. Abbiamo la consegna di un premio da parte di un altro collaboratore, ovvero sia Fabio Matelli, che consegna buoni complimenti e grazie della Walter Motor. Un applauso dunque che consegna al terzo, al secondo e al primo classificato. I buoni quindi a Fabio Cocchi, a Fabio Grilli e a Marcello Sunga, buoni della Walter Motor. Rimane ovviamente su e chiamo la collaborazione del manager di Amanca Motor Italia, signor Perego, per quanto riguarda la Best Dealer, la Best Dealer, la concessionaria Il Centauro per quanto riguarda il pilota che ha vinto la gara. Quindi
Best Dealer, la concessionaria del Centauro, un rappresentante di questa non c'è, perché ti tocca a te, è molto difficile, comunque possiamo fare un applauso dunque a voi tutti, questo è la RCA